la nostra fonazione arriva per esercizio muscolare. Chiaramente una voce ha bisogno che i muscoli vengano praticamente usati in maniera corretta, eccetera. Per far imparare a un giovane una cosa di questo genere bisogna fargli percorrere un processo che può durare 2 anni, 3 anni, 4 anni a seconda della duttilità e dell'impegno che ci mette l'allievo. Invece oggi uno viene qua e dice maestro vorrei imparare qua, là, 2 giorni, sì ho capito tutto, arrivederci, grazie, dopo 2 ore, no 2 giorni a casa, giusto come prima e nessuno va mai avanti, no? Questo è, no? Per cui io ci starei se anche un allievo dicesse va bene, io mi impegno a creare a fare questo processo, eccetera, no? Allora uno ha una soddisfazione, eccetera, altrimenti non ci sto, pazienza, insomma, ecco, va bene anche così. Bene, è stato interessantissimo. Vuole aggiungere qualcosa, Maria Grazia? Ho l'influenza. L'influenza. Allora la ringrazio di questa intervista, è stata più che interessante, istruttiva e anche bella da ascoltare, e ci vediamo la prossima volta. Sì, ma tu vieni quando vuoi, che mi fa sempre piacere, anche perché noi abbiamo parlato un po' in generale senza scendere in particolari di qualche cosa. Magari se qualche volta vuoi venire scendiamo e parliamo veramente di un argomento, lo faccio quando ce ne sarà ancora l'occasione lo faremo senz'altro, perché è un piacere ascoltarlo. Sì. Ti recita anche un canto della Divina Commedia. Volentieri, ma è interessante perché è un grande attore, eh? Sì, sì. Adesso infatti gli faranno fare una trasmissione in televisione con la storia della Divina Commedia. Adesso vediamo, insomma. Bene, allora grazie ancora. Grazie a te, cara. E alla prossima, magari la faremo proprio sulla Divina Commedia. Va bene. Ok. Bene, grazie, mi fa piacere. Mi inviti a